Invito la Chiesa a aprire la parola di Dio in Luca capitolo 8 e noi leggeremo un testo che ci parla di una liberazione che Gesù ha fatto. Sicuramente tanti di voi ricordano il testo che parla dell'indemoniato di Gerasa. E noi vedremo una cosa interessante. Io penso, fratelli, che da quando Gesù è morto e ha dato il suo mandato alla Chiesa, il nostro compito come Chiesa di Dio è fare esattamente le cose che Gesù ha fatto. Lui ha passato una staffetta a noi. Andate, predicate, battezzate, facendo discepoli di tutti i popoli. Lui stesso ha fatto questo, ma ovviamente questo ha comportato delle grandi battaglie per la vita di Gesù. Allora io ti voglio dire una cosa già per cominciare, per aprire questa riflessione che faremo stamattina. Se c'è una battaglia nella tua vita, un po' più su, grazie. Se c'è una battaglia nella tua vita è perché sei sulla strada giusta. Vuol dire che tu stai attraversando questo mondo facendo esattamente quello che Gesù ha fatto. Non si tratta delle normali difficoltà di tutti i giorni. Queste sono una cosa, ok? Questo è un cassetto dove noi mettiamo le difficoltà di tutti i giorni, ma ci sono quelle difficoltà specifiche, spirituali, che sono dei combattimenti che noi affrontiamo tutti i giorni proprio perché stiamo camminando con Gesù. Allora noi parleremo proprio di questo stamattina. Pastore, io non ho stamattina il mal di testa. Ok, questo fa parte della vita. Tutti i predicatori, anche i predicatori più spirituali, hanno mal di testa. Ma ci sono quelle difficoltà specifiche spirituali di cui parleremo stamattina, è proprio perché noi stiamo facendo un percorso insieme al nostro Signore. Okay? Quindi noi leggeremo questo testo che parla della liberazione dell'indemoniato di Gerasa, partendo dal versetto 22. E dice così la parola di Dio. Un giorno egli salì sulla barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Mentre navigavano egli si addormentò e si abbatté su di loro un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. Essi, avvicinatosi, lo svegliarono dicendo: Maestro, Maestro, noi periamo. Ma egli destatosi sgridò il vento e i flutti che si calmarono e si fece bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, si dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che comanda anche i venti e all'acqua e gli obbediscono? Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città che era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi. Gesù infatti aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò dicendo: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Legione, perché molti demoni erano entrati in lui ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte e i demoni lo pregavano di permettere loro di entrare in quelli ed egli lo permise. I demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per le campagne.
La gente uscì a vedere l'accaduto e venuta da Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito, sano di mente, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Egli, salito su una barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma egli lo rimandò dicendo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina. Signore Dio nostro, questo testo biblico ci racconta la storia di una liberazione, ma anche la storia, Signore, di una lotta spirituale che tu hai affrontato perché quest'anima venisse liberata. Signore, ti chiediamo questa mattina che tu possa insegnarci questi sani e preziosi principi spirituali per la nostra vita personale e per la nostra Chiesa, Signore. Stai insieme a noi, parlaci, Signore, e controlla, Signore, le nostre menti, i nostri sentimenti, la nostra volontà, Signore. Siamo ai tuoi piedi, come ha fatto Maria, Signore, per ascoltare, per prendere la parte buona che nessuno ci toglierà. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ho sempre letto questo testo biblico predicato anche a volte, partendo dal versetto 26, no? Proprio quando Gesù arriva dall'altra parte del lago di Galilea. Ma il Signore ha tirato la mia attenzione su questo testo partendo prima dal versetto 22, perché il vero e proprio brano comincia lì, quando Gesù comincia a fare il suo viaggio, no? Quando comincia a andare dall'altra parte, staccarsi da una riva per andare nel paese dei Gerasini. È lì che comincia la storia della liberazione dell'indemoniato, no? Tante prediche sono state fatte su questa tempesta, no? Che ha invaso questa barca, no? Che stava andando nell'altra sponda. La cosa interessante è che questi discepoli, la maggior parte di loro erano dei pescatori, no? E loro conoscevano bene sia la conformazione del lago di Galilea e sia loro sapevano che da un momento all'altro, proprio per la particolare conformazione geologica del lago, se voi andate nella Galilea oggi potete vedere proprio che questo lago è fatto a una forma di anfiteatro, un gigantesco anfiteatro, no? Perciò le montagne sono molto vicine e quindi l'aria fredda scendendo può fare veramente scatenare delle tempeste improvvise. I pescatori lo sapevano molto bene, ma questa era una tempesta completamente diversa dalle altre. No? Diversa dalle altre. Tante volte Pietro, Giovanni, Andrea, che era il fratello di Pietro, avevano affrontato tempeste di questo tipo e non avevano avuto chiaramente paura di morire, ma in questo caso la tempesta, dice la parola di Dio, che stava buttando talmente tanta acqua all'interno della barca, e questo turbine improvviso che si è scatenato, loro hanno temuto per la propria vita, no? Ed è una cosa interessante che mentre si scatenava questa tempesta, una delle scene più belle dei Vangeli è che Gesù dorme della grossa, no? Ma proprio russa della grossa. E non si scompone minimamente. E a un certo punto i discepoli sanno che se cadono in acqua ovviamente perderebbero la vita. L'unica soluzione che loro hanno trovato nella loro testolina agitata, più della tempesta, hanno detto: Signore, svegliati perché noi stiamo qua, stiamo morendo. E Gesù si sveglia. E la cosa interessante che ci dice questo testo biblico è che lui in quel momento dice che sgrida la tempesta. Allora, cosa significa sgrida perché ha dovuto sgridare la tempesta, no? Allora, fratelli, c'è una cosa che io capisco dalla parola di Dio,
è che quando noi cominciamo a entrare in una mentalità di evangelizzazione, di liberazione di anime e di salvezza per la popolazione che sta attorno a noi, il nemico si agita, il nemico comincia a scatenarsi, ed è per questo che questo testo biblico dice la parola: Gesù sgridò la tempesta. Il diavolo sapeva molto bene che lui stava andando dall'altra parte per liberare una persona che apparteneva a lui, e sicuramente lui ha scatenato questa tempesta perché non voleva che i discepoli e Gesù stesso arrivassero dall'altra parte per liberare un'anima che era sotto il dominio del diavolo. Cari fratelli, vi do un'applicazione pratica che è subito. Se la tua vita comincia ad avere dei problemi di tempeste, è perché noi stiamo arrivando, fra un mese c'è una manifestazione che si chiama Soffio di Luce. Tu sai che c'è questa manifestazione? Il diavolo si scatenerà contro la tua vita se tu cominci a piegare le ginocchia qua. Perché noi stiamo andando a proclamare il Vangelo a persone che sono schiave del nemico, schiave della pornografia, schiave del denaro, schiave della bugia, schiave di tanti idoli che sono nel cuore dell'uomo, e la Chiesa di Dio sta andando dall'altra parte della riva insieme al Signore Gesù, e la tempesta si scatena. La tempesta si scatena. Cosa c'è nel tuo cuore, caro mio? Ah, Signore, c'è una tempesta nella mia vita, svegliati. E il Signore sta dicendo: ma perché non vi svegliate voi? Perché ve la state dormendo della grossa. Fratelli, io ho l'impressione a volte, sapete che cosa? Che i nostri occhi spirituali non stanno vedendo cosa c'è attorno a noi. Attorno a noi c'è una tempesta di spiriti maligni che stanno cercando di distruggere la Chiesa di Dio in tanti modi, e noi siamo lì che ci lamentiamo e diciamo: Signore, svegliati. E il Signore ci sta dicendo: ma dov'è la vostra fede? In questo caso, fratelli, sapete che Gesù non dice dov'è la vostra fede perché loro dovevano aver fede che il Signore fermava la tempesta. No, perché se non sbaglio la definizione di fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Loro non stavano vedendo quello che succedeva attorno a loro. Perché quando noi veniamo qua al culto, perché io mi preoccupo di pregare: Signore, che i tuoi angeli stiano attorno a noi, barricando le porte della Chiesa, perché io so che tutte le volte, non so se tu ti sei reso conto che al sabato sera, prima del culto, succedono un sacco di robe strane. Ti sei mai reso conto di questo? Mia moglie stamattina si è alzata dicendo: ho fatto degli incubi. Io ho detto: ho fatto le stesse cose anch'io, ma non mi preoccupo perché so che questa tempesta avviene perché noi andiamo ad adorare il nostro Dio. Fratelli, però c'è una cosa interessante, che Dio vuole che la Chiesa sia protagonista di liberazioni di anime, e l'unica cosa che noi tante volte riusciamo a fare è una lamentela. Signore, svegliati perché noi stiamo morendo. E io penso che tante volte, sapete, Gesù sta facendo un grosso sospiro nel cielo dicendo: Chiesa di Dio, dov'è la vostra fede? State vedendo quello che succede attorno a voi? State sapendo che ci sono dei demoni che cercano di distruggere la Chiesa di Dio? A volte noi vogliamo insieme al diavolo distruggere la barca dove siamo, con dei pettegolezzi. Questa è la cosa peggiore che può esserci in una Chiesa, con l'ipocrisia, con litigi tra fratelli. Noi partecipiamo della tempesta e vogliamo fare non solo che la tempesta sia fuori, ma anche dentro nelle mura della Chiesa. Fratelli, è brutto questo, perché noi perdiamo di vista l'obiettivo e noi insieme alla tempesta scuotiamo la barca da dentro in modo che la barca si rovesci. Quando Gesù sta passando da una riva all'altra per andare a liberare un'anima, è ovvio che si scatenano tempeste, ma fratelli miei, apriamo gli occhi perché noi stiamo andando verso la liberazione di anime. Noi stiamo andando verso la salvezza di persone che ancora non conoscono il Signore. Quando io entrerò nel cielo, il Signore non mi chiederà se ho predicato bene. Il Signore non mi chiederà quante ore di preghiera ho fatto. Sapete cosa mi chiederà? Figlio mio, hai proclamato la libertà di anime in Cristo? Perché il grande mandato della Chiesa è: andate, predicate, battezzate e fate discepoli.
Signore, perché la Chiesa non si riempie? E Signore, io penso tante volte, fratelli miei, che le persone entrano e vedono che la Chiesa quasi a volte è uguale al mondo. I principi del mondo sono entrati nella Chiesa invece che i principi della Chiesa sono usciti nel mondo. E questi discepoli dimostravano di non avere nessuna differenza dalle persone del mondo. Si disperavano per una tempesta e dicevano: Signore, svegliati perché noi periamo. E dov'è la vostra fede, dice il Signore? Dov'è la vostra fede? Dove siete rimasti? Voi pensate che noi, quando passiamo da una parte all'altra, i nostri piedi siano stabili? Gente, la barca, sapete com'è fatta la barca, no? È fatta così, a V. E non è piatta sotto la barca, no? Quando arrivano le tempeste, la barca fa. È fatta di proposito così, perché noi dobbiamo capire, fratelli, che questa vita qua è una vita di passaggio. Stiamo passando da una riva all'altra e il Signore ci dice: andiamo a liberare anime. Ancora oggi il Signore Gesù cerca di fare questo. Gesù attraversa la tempesta per andare a liberare un'anima e la Chiesa deve essere insieme a Lui. Punto numero 2, Gesù viene riconosciuto dai demoni come l'autorità spirituale massima dell'universo. Adesso siamo nell'altra riva, Gesù approda dall'altra riva. La prima cosa che succede è che arriva quest'uomo, no? Non è che Gesù va a cercarlo, i demoni che possedevano questa persona arriva e guarda cosa interessante che succede. Questi demoni dicono: Signore, ti prego, non mandarci nell'abisso. Vi state rendendo conto cosa fanno questi demoni? Questa persona si getta a terra, va a pregare il Signore: Signore, ti prego, non mandarci nell'abisso. Allora torniamo a quello che ho detto all'inizio. Sapete che questo mandato che noi abbiamo dal Signore è fare esattamente le cose che Gesù ha fatto. E anche quando mi presento io davanti a un demone, lui mi dice: ti prego, non mandarmi nell'abisso. È così che succede. A volte, fratelli, a volte mi viene da ridere. No? Io guardo i grandi uomini di Dio, tutti i testi che sono registrati, stiamo studiando Atti degli Apostoli con la Chiesa, vero o no? L'Apostolo Paolo guardava una persona e diceva: tu hai legami di iniquità dentro di te. L'Apostolo Pietro guardava Anania e diceva: tu morirai fra poco perché tu hai mentito contro lo Spirito Santo e il diavolo ha riempito il tuo cuore. Queste persone vedevano nel cuore delle persone e i demoni che possedevano queste persone riconoscevano questi uomini come autorità. Ma sarà che noi abbiamo la stessa autorità di questi uomini perché erano uomini come noi? E mia moglie ogni tanto mi riprende perché gli dico: guarda, io sto studiando questa cosa qua e guarda questi uomini di Dio che cose che facevano. E sapete cosa lei mi dice? Ma tu sei come loro. Uomini, imparate a ascoltare un pochino di più le vostre mogli. E non mi stupisco che Gesù, quando è risorto, si è presentato a 3 donne. E queste 3 donne sono corse dai discepoli a dirgli: il Signore è risorto, e nessuno ci credeva. È vero o no? È biblico o no? Perché non si è presentato a 3 uomini? Perché le donne hanno facilità di avere fede. Ok? Ma questa era una parentesi. Valorizzate le vostre mogli. Ascoltatele un pochino di più. Io so che prenderò delle batoste dai mariti stamattina. Non importa. Dico quello che il Signore mi ha detto di dire. Altrimenti non dormo poi. Ok? Ma attenzione. I demoni arrivano, questo uomo si getta a terra e dice: per favore, il demone che prega il Signore e che dice: non mandarci nell'abisso. Allora, fratelli, vi chiedo, secondo voi la Chiesa di Dio oggi ha la stessa autorità di Gesù in questa area spirituale? Quando noi arriviamo, i demoni si spaventano? A volte sapete qual è la mia impressione? Che i demoni si mettano a ridere. Vattene via nel nome di Gesù.
tu fai questo, fai questo, fai questo, fai questo, che autorità hai di dirmelo? Sapete perché noi non abbiamo più la stessa autorità di Gesù? Sapete perché la Chiesa non ha più la capacità di uscire fuori del mondo e dire a un demone vattene via nel nome di Gesù? Sapete perché? Perché noi non siamo più umili. Guarda, voglio leggerti un testo che parla proprio della vita di Gesù. Dice così, si trova in Filippesi capitolo 2, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e la morte di croce. Questo testo parla della umiliazione di Gesù. Adesso c'è la seconda parte, perciò dice, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Quando Gesù è arrivato dall'altra parte, il demone sapeva che Gesù si era umiliato e il Padre gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. Quando noi ci umiliamo nella presenza di Dio, quando noi diamo la nostra vita al Signore completamente, ogni area della nostra vita e consegniamo al Signore, i demoni non possono fare altro che dire questo qua è un'autorità, questa qua è una persona di cui avere paura. E vi dico una cosa, fratelli, a volte quando un bambino si converte con la sua piccola grande fede dice Signore io voglio essere salvato, se quel bambino piega le ginocchia il Signore lo ascolta. Sapete perché a volte le nostre preghiere non salgono il tetto? Perché noi non siamo sottomessi alla volontà di Dio, noi non siamo umili, noi non consegniamo le aree della nostra vita al Signore, perciò come il Signore può rivelarsi, può agire, può riempire la nostra vita? E fratelli, i demoni sono una realtà e noi dobbiamo avere la capacità di umiliarci. Oggi sembra che noi abbiamo sviluppato negli ultimi 50 anni la società moderna, e la Chiesa non è esente, ha sviluppato una conoscenza di tutto il mondo, di tutte le realtà fisiche e psicologiche, 50 volte tanto di quello che era 50 anni fa, e noi ci sentiamo gonfi perché digitiamo, mi ricorderò sempre un bambino di una mia amica, no? Mamma, lo sai che la spina dorsale di una balena misura 25 metri? Ok, ma cos'è la spina dorsale? Avete capito la logica? Lui sapeva la misura della spina dorsale, lui sapeva che cos'era, ma non sapeva in realtà qual era la natura della spina dorsale. A volte noi, fratelli, leggendo, avendo la possibilità di un accesso alla conoscenza così grande attraverso internet, attraverso i computer, tutta la conoscenza che l'uomo ha sviluppato, sembra che ci siamo diventati dei semidei. Ma ragazzi, sapete, l'unica cosa che serve veramente per vivere è umiltà. Gesù ha parlato una volta solo del suo carattere, ha detto imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Una volta solo ha parlato del suo carattere, e questo gli basta per affrontare un demone e dire vattene via, perché io sono l'autorità massima che c'è qua. Fratelli, questo mandato è passato a noi, questo mandato è passato a me, è passato a te, e se io non affronto il mondo spirituale e non vinco sulle battaglie spirituali della vita è proprio perché non sono una persona umile, non ho consegnato completamente la mia vita al Signore. E questo demone ha chiesto, Signore, non mandarmi nell'abisso. E punto numero 3, perché il Signore ha concesso di non andare nell'abisso ma andare nei porci? Tante volte mi sono chiesto, ma perché il Signore ha permesso a questo branco di demoni di entrare nel branco dei porci affinché il branco dei porci si uccidesse, si suicidasse dentro nel lago di Galilea? No? Ho detto, ma che roba strana che è questa? Allora, leggendo bene il testo, leggendo anche bene la storia di questo popolo, il popolo dei Geraseni, i Geraseni basavano la loro economia sull'allevamento dei maiali, ok? E quindi, quando questi demoni hanno chiesto, Signore, mandaci nei demoni, lui gli ha permesso, ok.
i demoni entrano, i maiali impazziscono, si buttano nel lago, affogano, arrivano i geraseni, vedono sta cosa qua, capelli dritti, Signore, per favore vattene via da qua. Sapete cosa imparo io da questo principio? Quando Gesù arriva, sconvolge tutto, sconvolge l'economia, sconvolge le coscienze, sconvolge le persone, sconvolge tutto. Sapete perché le persone hanno paura di far entrare Gesù nella propria vita anche con i miracoli? Perché hanno paura che Gesù sconvolga la loro vita. E sapete cosa succede così? Che perdono la salvezza eterna. Ah Signore, ma se entra Gesù nella mia vita io dovrò dare la decima. Quindi, dove lasci i tuoi soldi? Non so se c'è questo detto qua a Treviso, ma a Mantova dicono che non ci sono casse da morto con le tasche. Perché il Signore, caro mio, provvede per noi respiro, provvede per noi le gambe per andare in giro, provvede per noi un cervellino che è una macchina fantastica, provvede per noi la salute, provvede per noi un sacco di cose e noi facciamo fatica a dare la nostra decima. Io mi sconvolgo quando sento queste cose qua. Mi sconvolgo, fratelli, qua su questa terra noi non lasciamo assolutamente niente. Ah, ma il ricordo che i miei figli avranno, tutto quello che ho costruito lascerò a lui. Vi ricordate di quel testo? Quando questo uomo che vede i suoi granai pieni e dice, non ci sta più il grano in questi granai, sapete cosa farò? Distruggerò questi granai e li costruirò ancora più grandi. E il Signore gli ha detto, stolto. Stanotte ti sarà richiesta la tua vita e tu dove andrai? Tu dove andrai? Fratelli, quando Gesù è arrivato in quel posto, la speranza economica di quelle persone è stata distrutta, ma si fossero pur domandate, ma come mai è successo questo? Signore, resta qua con noi, forse abbiamo una speranza con te, perché tu hai liberato quella persona. Perché tu hai dato una vita diversa a quella persona. Sapete l'unica soluzione che loro avevano trovato per questa persona indemoniata, sapete cosa facciamo? La leghiamo con i ceppi e la lasciamo fuori dal villaggio. Soluzione fatta. Ma questa persona spezzava i ceppi, andava in giro per i cimiteri, ogni tanto si presentava in città, ehi, sono qua, non avete risolto il problema. Gesù si è manifestato come la persona che ha salvato questa persona, come la persona che ha liberato questa persona, e la soluzione che hanno trovato queste persone è: Signore, per favore vattene, perché qua le nostre finanze sono in crisi. Il Signore è il Signore anche delle tue finanze. Se il Signore ha sconvolto un po' la tua vita, gloria a Dio, perché così Lui ti farà vedere che quando c'è una tempesta Lui può anche calmarla. E quel posto ha rifiutato la salvezza, quel villaggio ha rifiutato la salvezza perché non ha capito che il Signore della vita era arrivato. E ha messo alla prova quegli abitanti facendogli morire tutti i maiali e ha detto, mi dispiace per voi. E sapete, Gesù è così umile che ha detto, ok, mi pregate di andare via. Questo testo biblico dice che lui è proprio andato via. Ci sono 3 preghiere in questo testo biblico. La prima, dei demoni. Signore, facci andare nei porci, ok. Signore, vattene via da qua, altrimenti le nostre finanze vanno in rovina, ok. L'unica preghiera in cui Gesù ha risposto di no è alla persona liberata. Ha detto, Signore, per favore, voglio stare con te. Sapete cosa gli ha detto? No, aspetta. È interessante questa cosa, no? I no di Dio. No, questo non va bene per te. Sai perché? Perché io attraverso la tua vita voglio benedire la vita di tante altre persone. Tu che sei qua stamattina. Questo è il 4º principio che voglio insegnarti stamattina. Gesù passa da una parte all'altra delle rive, affronta la tempesta anche per una persona solo. La tua vita è preziosa per il Signore. Io mi ricordo quando io ero un ragazzino traumatizzato, pieno di problemi, pieno di ferite emozionali dell'anima, quando Dio ha mandato una persona dal Brasile, 12.000 chilometri, per venire nella mia casa a predicarmi il Vangelo, ho detto, ma chi è questo qua? E quando ho cominciato a sentire la parola del Vangelo, cominciare a entrare nella mia anima e trasformare la mia vita, ho detto, Signore, che prezzo hai pagato per me?
Che prezzo è pagato per me? Questa persona che tutti avevano scartato perché era una persona poco interessante. Questo testo biblico dice che lui viveva in mezzo alle tombe, era nudo, in mezzo ai deserti. Ovviamente non profumava di Chanel numero 5. Io posso immaginare avvicinarsi a questa persona che ripugnava, no? Ma fratelli, a volte noi, prima della conversione, noi eravamo proprio quelle persone lì, ripugnanti, che le persone ci hanno messo proprio come modelli da scartare, da buttare nel deposito e dire persona che vale poco quella lì, ma il Signore è venuto per me, il Signore è venuto per te, Lui ha affrontato la tempesta, ha affrontato la croce per salvare la tua vita e affinché la tua vita diventi una benedizione per tante altre vite. E quando io leggo quei testi biblici dove Dio dice voi farete opere maggiori delle mie, Gesù è passato da una parte all'altra, ha salvato un'anima sola, ma quella persona è entrata nella società dei Geraseni e ha cominciato a predicare il Vangelo. E io immagino nella mia immaginazione teologica, non c'è scritto nella Bibbia, nella mia immaginazione teologica, io penso che lui abbia fatto convertire tante persone. Lui ha fatto un'opera maggiore di quella che ha fatto Gesù. Ha convertito tante altre persone. La stessa cosa è venuta con la Samaritana, ti ricordi la Samaritana? Gesù arriva, Signore, ma tu parli con me che sono una donna samaritana? Baritata, tra virgolette. 7 volte una persona che era abituata ad andare a prendere l'acqua a mezzogiorno in modo che nessuno la vedesse, perché era una donna scartata dalla società, Gesù l'ha presa, ha detto, io voglio comunicarti dell'acqua della vita, io sono l'acqua della vita. E quando questa donna ha recepito il messaggio della salvezza, è entrata nel villaggio dei Samaritani, i Samaritani sono usciti tutti, dice la parola, di tutto il villaggio è uscito per conoscere Gesù. Gente, che potenziale che noi abbiamo, che potenziale! Se noi capissimo l'amore di Gesù per le nostre vite, noi saremmo un'esplosione, perché la parola di Dio è potenza, potenza che trasforma. E la parola che viene usata nel greco è la parola dunamis, dinamite. La mia vita e la tua vita salvata per grazia attraverso la potenza del Vangelo è dinamite. E quest'uomo ha trasformato il suo villaggio con la sua testimonianza. Ma fratelli, vi chiedo una cosa. Questo succede anche con noi. Noi riusciamo a trasformare la vita delle persone che sono vicine a noi. Abbiamo capito veramente la liberazione che Gesù ha fatto nelle nostre anime. Oppure stiamo investendo tempo a fare del male con la nostra lingua a tante altre persone, parlando male gli uni degli altri. Gente, Gesù è una cosa sublime. La salvezza delle anime è una cosa sublime. Ma noi perdiamo tempo a fare cose che non hanno niente a che fare con il Vangelo. Distruggiamo l'opera del Signore con una semplice pensiero, con una semplice parola. Io mi ricordo una volta, no? Un pastore mi ha chiesto, cos'è parlare male delle persone? Gli ho detto, guarda, cominciare con un'altra persona a... Ok, e lui mi ha detto, e se io faccio così quando ti parlo di una persona? È parlare male delle persone. Ho capito, fratelli, che a volte basta un semplice gesto per sbagliare la nostra comunione con lo Spirito Santo. Ah, ma la Isaura, che bella persona, che brava persona. Gente, veleno. Questo è veleno per la comunione con lo Spirito Santo. Ora, Isaura è veramente una bella persona, Dopo mi paghi per questo, ok? Ma state capendo quello che vi dico, fratelli? Gesù passa dall'altra riva, è passato per salvare la tua vita, la mia vita,
così preziosa per investire nel regno di Dio e noi perdiamo tempo con cose inutili. Attorno a noi c'è un mondo spirituale che si muove, che lotta contro di noi. Una tempesta in arrivo. Passiamo dall'altra riva, affrontiamo faccia a faccia un demone. Gesù entra nella vita di quella persona, sconvolge la vita di quella persona. L'unica cosa che hanno fatto i discepoli in questo testo, vi siete resi conto che cosa hanno fatto? L'unica cosa che hanno fatto, i discepoli dovevano essere partecipi di questa missione. L'unica cosa che hanno fatto è stata lamentarsi. Signore, la tempesta. Voi pensate che le cose siano cambiate? Tante volte l'unica cosa che noi facciamo è lamentarci. Signore, siamo nel deserto, la manna, un giorno, per favore, ma c'erano delle belle cipolle là in Egitto, ma eri schiavo. C'era la carne, ok, vi do la carne, fino a che non vi gozzate vi do la carne. Signore, ma nel mondo, sì, il mondo, sono tutti condannati. Fratelli, noi facciamo parte di un esercito invincibile e la Chiesa a volte è l'unico esercito che litiga tra di loro e non conquistano le terre promesse. Allora ti faccio una domanda stamattina. Tu vuoi far parte di questa missione? Perché Gesù continua a passare da una riva all'altra, no? Dicendo, figlio, vuoi salire nella barca con me? Andiamo a fare una missione, andiamo a salvare qualcuno. Andiamo dall'altra parte dai Geraseni, andiamo dall'altra parte dove ci sono delle persone possedute, andiamo a liberare delle persone. Maestro, c'è la tempesta. Sta tranquillo, la tempesta ci penso io, tu pensa a predicare. La mia vita e la tua vita è stata riscattata per predicare la parola di Dio. Non preoccuparti del resto, cerca prima il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto ti sarà aggiunto. Amen, fratelli. Tu hai capito la parola di Dio stamattina? Molto semplice, molto chiara. Il Signore ci fa un appello. Andiamo dall'altra parte per salvare anime.